Ed eccoci carissimi amici del Corso della Memoria con una nuova avventura. L'avete già riconosciuta, i più esperti, i più appassionati. La tomba dei giganti di Olbia. Siamo in territorio di Olbia, su Monte Save. In questo momento sto inquadrando la parte terminale dell'esedra nel lato destro. Verosimilmente qua ci doveva essere il bancone. Eccolo qua, scusate il controluci, mi sposto subito. Guardate che meraviglia, questi lastroni infissi a coltello. L'esedra molto probabilmente è stata costruita in un secondo momento. Adesso comunque entrerò dentro, ma prima vi faccio vedere come appare dall'alto questa maestosa tomba di giganti che è lunga 30 metri. Il corridoio funerario che stiamo per vedere invece circa 10. Io la percorro verso ovest e poi mi giro per farvi vedere quanto è grande il monumento su Monte Save di Olbia. Guardate che meraviglia. E adesso praticamente entriamo dentro, nel frattempo che tantissimi aerei portano una marea di turisti a Olbia. Entriamo dentro tra pochissimo. Io sono dentro ed è una cosa fenomenale. All'interno questo tumulo, questo corridoio funerario dell'età del bronzo. Abbiamo detto una tomba, una sepoltura collettiva, verosimilmente costruita in due momenti diversi. Ok, prima praticamente c'era una sepoltura a corridoio, una recouverte, e poi i nostri antenati hanno fatto l'esedra in un secondo momento, appunto. Dal interno verso l'esterno, con questo rumore assordante di natura, fantastico anche quello. Io ripercorro i 10 metri circa, se non di più, del corridoio funerario di questa tomba megalittica, strepitosa, che è lunga 3 volte tanto per quanto riguarda il corridoio, e vi saluto con affetto. Un caro abbraccio a tutti quanti, ciao da Corrado.